Sono accusati di avere ridotto in schiavitù e sfruttato nelle campagne veronesi 33 braccianti indiani. Dopo la denuncia ed il primo blitz lo scorso 13 luglio, ora per i due caporali è arrivato il carcere. Nei confronti dei due di nazionalità indiana e residenti a Cologna Veneta, già indagati per riduzione in schiavitù e sfruttamento del lavoro, è stata emessa dall'autorità giudiziaria scaligera l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento si è reso necessario per l'elevato rischio di inquinamento probatorio. Uno dei due caporali, infatti, subito dopo il blitz, aveva iniziato ad esercitare forti pressioni nei confronti delle famiglie dei braccianti affinché questi ultimi ritrattassero quanto riferito ai finanzieri. Così non è stato e al rientro in Italia l'uomo, assieme all'altro caporale, è stato arrestato. Dagli accertamenti delle Fiamme Gialle di Legnago era emerso che i 33 braccianti erano costretti a vivere in condizioni disumane, ridotti in stato di totale sfruttamento, maltrattamento e segregazione. Le famiglie di ognuno di loro avevano pagato il corrispondente di 17.000 euro ai caporali che promettevano il permesso di lavoro per l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Montorio Veronese a disposizione dell'autorità giudiziaria.